e molti esponenti delle organizzazioni mafiose italiane fanno affari in questa isola, quindi per noi da tempo Malta è un punto interessante, avevamo programmato questa visita. Ha coinciso con questo giorno nel quale ricordiamo da una settimana l'uccisione, l'attentato terribile alla vostra giornalista, e quindi abbiamo voluto essere qui presenti a questa messa. Ci sembrava il modo migliore per mostrare solidarietà alla famiglia, per mostrare solidarietà a questo popolo e per ascoltare le parole dell'Arcivescovo che ci ha incontrati e ci ha detto che Malta non deve essere lasciata sola, perché non può accettare di essere umiliata come è stata umiliata da quell'esplosivo che ha tolto la vita ad una persona. Domani incontreremo le istituzioni maltesi, incontreremo anche le opposizioni. Per noi sarà un'occasione appunto per un dialogo, per un confronto, perché i nostri paesi devono collaborare per combattere la criminalità. How will your commission help with the investigation? Dovete parlarmi in italiano, perché il mio inglese è terribile. Ci puoi dare la sua reazione sull'omicidio di Daphne? Beh, in Italia abbiamo una lunga esperienza di attentati a giornalisti, a magistrati, a poliziotti, a persone che fanno il loro dovere, perché il dovere di un giornalista è quello di informare. Non faceva niente di speciale questa donna che è stata uccisa, faceva il suo mestiere, informava. Come vi ha detto il Vescovo, che i giornalisti devono avere coraggio, il coraggio di raccontare la verità. Noi abbiamo una lunga esperienza di attentati e sappiamo che sono ferite profonde, e possono essere però anche un'occasione per reagire, perché sono le donne, gli uomini, i giovani di Malta che devono dire di no alla violenza e devono riprendersi la loro libertà.